Ma tu l'hai mai mangiato un cristallo che sa di olio? Allora, per preparare il cristallo metteremo dello zucchero all'interno di un pentolino e lo porteremo a una temperatura controllata, in modo che si possa sciogliere bene a una temperatura intorno ai 160 gradi. Bene, siamo arrivati a temperatura, adesso lo facciamo raffreddare perché deve arrivare a una temperatura corretta che deve scendere di quei 5-10 gradi, in modo che lo possiamo cristallizzare e lavorarlo tipo il vetro. Ecco qua. Noi useremo questo cristallo ripieno di Olio Riviera Ligure DOP e lo andremo a inserire su un carpaccio di gambero con una rosa di barbabietola. Se vuoi essere sicuro di utilizzare Olio Riviera Ligure DOP, cerca sempre il collarino giallo.